abbiamo l'orgoglio, l'onore e il piacere di presentarvi un gioco educativo, un gioco che abbiamo portato in tutte le capitali del mondo. Assolutamente. Un gioco che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci ha consigliato di portare ancora di più in giro per il mondo. Ma tantissimo però. In tutte le piazze d'Europa, di Asia, di America, Africa e Australia, in ogni angolo del globo terracqueo, che è tondo, non ha angoli, ma non importa. Questo gioco trae le sue origini da una scienza dimenticata, da una scienza che già era nota ai centauri, che galoppavano felici ed ebbri quando l'uomo era ancora un bambino. Noi della Compagnia dei Calzi agli Antichi, grazie alle nostre ricerche, nei sotterranei della Biblioteca Marciana in piazza San Marco a Venezia, abbiamo scoperto alcuni anni fa un forziere piombato contenente documenti importantissimi, antichissimi, tra cui questo gioco meraviglioso che ora vi andiamo a presentare. Di che gioco si tratta? Signore e signori, per la vostra gioia ed il nostro sollazzo, ecco a voi le tavole sinottiche. Prego far circolare, vedere queste meraviglie del creato. Sono tutti esemplari autentici. Sono tutti più alti, in alto, ecco. Trattasi di esemplari autentici. Il caso a tre, la fortuna pazzesca dei pochi uomini di sesso maschile che lo possiedono, e la fortuna forse è nata delle rare fortunatissime uomini o donne di sesso femminile che li incontrano nella propria vita. Perché non ti sa mai da che parte saparlo. Secondo che dà origine al famoso detto ma che cazzo ti vuole. Questi elementi possono comunicare il proprio spirito l'uno all'altro. Allora, che cosa c'è di meglio del marmo come simbolo di durezza, di resistenza, di rigidità, di solidità? Quindi voi prendete una tavola di marmo che abbia uno spessore almeno di 5 centimetri. Quindi afferrate saldamente il vostro cazzo garutolo e cominciate a scuoterlo vigorosamente molteplici volte sul marmo durissimo affinché l'effetto della memoria si comunichi al vostro cazzo garutolo, rendendolo così durissimo ed eretto per le stelle dei tempi. Di cazzo garutolo sono forniti alcuni personaggi molto celebri del mondo dello spettacolo e della finanza internazionale. Noi siamo in grado qui, in base ai nostri studi approfonditi con il nostro insegnante, il Centauro Chivone, che ci ha svelato i segreti di queste scritture, di dirvi che per esempio Bill Gates, l'inventore dei computer, è dotatissimo di cazzo garusolo. Infatti la piacciolina che voi trovate sulla vostra email